Sono contento a parte di essere qui col sindaco, con Michele da Parra. Borges, che fu un grande scrittore, disse: amo le minute sapienze manuali che in ogni morte scompaiono. Cioè la manualità, il fare con le mani è diventato ormai una rarità, perché ormai io ho visto in Val Gardena, creano sculture, riproducono la Pietà di Michelangelo in pochi giorni col pantografo, con delle schede che le fanno girare, quindi descrivono tutto il percorso della Pietà di Michelangelo, poi mettono in un blocco di legno o anche di marmo e in pochi giorni fanno la Pietà. Cioè è diventato sterile avere un manufatto prodotto da macchinari, dove non c'è più la mano, il sudore, il DNA. Per esempio, io di Van Gogh non vorrei avere un quadro, ma il pennello di Van Gogh. Di Michelangelo non mi interessa, a meno che non lo voglia fare per scopi economici, non mi interessa avere di Michelangelo una scultura, ma il mazzuolo, perché è lì dentro che è incisa la sua arte, il suo DNA, la sua capacità di scolpire, è dentro nell'attrezzo. Ecco, quindi ancora trovare gente che lavora con le mani, sia pittori che scultori, che marmisti, che chiamateli come volete, è una rarità oggi. Io conosco un ragazzo che aveva studiato con mio figlio alla scuola d'arte, Barry Bona, l'avevate qui, è diventato come Adolfo Will, una cosa impressionante la capacità tecnica, e qui, ma anche nelle cose più umili, che non sono meno importanti. Cioè sarà meglio un portafrutta di un noce vecchio caduto fatto al tornio che una roba di plastica, ma ormai c'è la fretta e quindi ci serve una cosa, andiamo al supermercato e va bene di plastica. Quindi vorrei che le televisioni, dove io faccio il pagliaccio a volte, creassero un programmino di 5 minuti prima dei telegiornali, prima delle tragedie, prima le mani perdute, e girare l'Italia da Longarone alla Carmia, a Napoli, alla Sicilia, a cercare chi ancora fa qualcosa usando le mani. Ormai le mani non si usano più, tranne per arrampicare sulla roccia e per accarezzare le spalle di una donna. Quindi cerchiamo di insegnare anche ai bambini la manualità, perché si divertirebbero prima con l'argilla, che non si fanno male, poi incollando dei pezzetti di legno raccattati qua e là, che imparino questi bambini qui a comporre sculture non con una colla che potrebbe danneggiargli le dita, ma una colla che esistono, creami un cavallo, creami un presepe. Questo forse è un futuro più quieto in questo marasma di frenesia e di cose che non vanno più bene. Grazie. Parole sante. Posso rubare il titolo per una mostra? Certo. Le mani le mani perdute veramente. Ricordati allora, le mani perdute, ti cedo il titolo. Grazie. E ci sarà la mostra Le mani perdute alla 20ª edizione di Arte Fiera Dolomiti, e quindi ci vediamo in quell'occasione.